Buonasera, è in apertura Temi cittadini. Il Ministero dà ragione alla Lega e dichiara fuori legge la gestione della polizia locale, chieste le dimissioni di Boesso. La polizia locale di Bassano è fuori legge. A denunciarlo mesi fa con un'interpellanza al Consiglio Comunale era stato il consigliere della Lega Nord Nicola Finco, contestando la scelta dell'amministrazione Cimatti di assegnare il controllo del corpo a un dirigente amministrativo invece che mantenerne il diretto controllo politico. Sulla questione nei giorni scorsi si è espresso direttamente il Ministero dell'Interno. Il Ministero questa settimana ci ha risposto e ci ha detto che noi avevamo ragione e quindi che la polizia locale di Bassano da anni opera fuori legge in maniera non regolare e ha mandato una lettera al comune di Bassano dove chiede di intervenire immediatamente e di ripristinare una situazione di legalità. Proprio la mancanza di controllo diretto della polizia locale, a giudizio di Finco, sarebbe responsabile dell'aumento di episodi di criminalità nel nostro territorio. In questi anni abbiamo visto un aumento degli accattoni, degli abusivi, dei mendicanti nelle vie del nostro centro e anche un aumento di furti e di piccoli crimini all'interno della nostra città. Sicuramente una parte di responsabilità c'era anche l'amministrazione comunale, perché non ha seguito direttamente il corpo di polizia locale, ma ha delegato tutto in mano al dirigente amministrativo che, pur essendo una persona preparata, non ha l'esperienza e la capacità di amministrare un corpo così delicato come la polizia locale. Per questa ragione Finco si rivolge direttamente all'assessore alla sicurezza Dino Boesso. Quello che noi gli chiediamo è le dimissioni. E si è presentato in caserma con i sacchetti di marijuana trovata nella camera del